Presidente Lina Urso Guicciardino, ancora una edizione della Mimosa d'Oro che ogni anno regala donne meravigliose a questa società. Sì, siamo alla 33esima edizione, tanti anni, tanto impegno, tanti problemi, tanti argomenti che abbiamo trattato, perché la Mimosa d'Oro è un dare, un regalare momenti importanti che ricordano la donna in tutte le sue sfaccettature. E la donna qual è oggi? Lo è stata sempre, ma ora ha acquistato praticamente fede in se stessa. E noi le donne che premiamo e che abbiamo stasera qui con noi sono esempi veramente che la donna può tutto, può arrivare a tutto. Abbiamo con noi la direttrice Teleton, perché stasera la manifestazione è dedicata alla Fondazione Umanitaria Teleton. Abbiamo con noi Francesca Basinelli, che è una donna veramente meravigliosa per l'impegno, per l'umanità, per l'umiltà. Abbiamo con noi il tenente della Marina Militare, una donna che riesce a pilotare gli aerei militari più veloci d'Europa, e questo non è facile, non è da tutti, ma anche riconoscimenti speciali. Sono tutte donne veramente speciali, donne che con l'impegno, con la forza, la caparbietà, i sacrifici dimostrano che se si vuole, se si crede in se stessi e se si ha fiducia anche nella società e nel mondo, riescono ad ottenere ed arrivare a raggiungere vette veramente alte. Noi stasera siamo veramente orgogliose di presentare queste donne e di dire a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, ecco, se loro ce l'hanno fatta, anche voi, se volete, potete farcela. Credete in voi stesse e impegnatevi. Un impegno straordinario, quello della Fondazione Teleton in difesa di chi ha bisogno. Oggi ad Agrigento viene riconosciuto. Cosa rappresenta la Mimosa d'Oro in questa occasione? Per me personalmente è un grande regalo, ma lo vivo proprio come un riconoscimento alla Fondazione Teleton, un'organizzazione che da più di 30 anni eroga fondi alla ricerca per fare avanzare le conoscenze sulle malattie genetiche e trasformare queste conoscenze in terapie fruibili per i malati di tutto il mondo. Le malattie genetiche rare sono malattie molto trascurate dai grandi finanziamenti pubblici e privati alla ricerca proprio per la loro rarità, perché non rappresentano un mercato interessante, e allora Fondazione Teleton è nata proprio per dare voce a questi problemi, a queste persone, e da anni noi abbiamo trasformato ricerca scientifica d'eccellenza in terapie che sono fruibili ai pazienti di tutto il mondo. Un premio speciale ad una donna speciale, una Mimosa d'Oro che va velocissima, più veloce del suono. Sì, intanto grazie veramente per il riconoscimento e grazie per questo premio che sto per ricevere questa sera. Cosa vuol dire per una donna essere mamma, essere donna, essere militare? Vuol dire credere in dei valori forti che si vuole proteggere e difendere con il proprio lavoro di militare, e proteggere con le persone che lavorano con noi ogni giorno e nella propria famiglia. Ma come è entrata nella mente di Ilaria l'idea di essere un pilota militare di caccia supersonici? Era un mio sogno quello di diventare un pilota militare, era un mio sogno diventare un pilota militare di Eurofighter, quindi posso dire che non posso che essere contenta di quello che sono riuscita a raggiungere. Il percorso, il lavoro è stato duro, difficile? Il percorso è stato intenso, è stato ricco di sacrifici, però ricco di grandissime soddisfazioni. Sentiresti di dire a una ragazza: segui il mio percorso? Mi sentirei di dire a una ragazza: segui il tuo sogno, perché sicuramente la cosa più bella è riuscire a realizzare quello che si desidera veramente.